Nella notte appena trascorsa tra domenica e lunedì, attorno alle 2:30, c'è stato un notevole incendio che ha distrutto un capannone adibito a ricovero attrezzi a Rustega di Campo San Piero, in via Zacco 5. Le fiamme hanno avvolto rotoballe, mezze agricole e altro materiale, destando una grande preoccupazione per le residenze vicine. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito né intossicato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Cittadella, Padova, Castelfranco Veneto, in totale di 14 operatori con 6 automezzi che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Erano presenti anche i carabinieri che hanno garantito la sicurezza e avviato gli accertamenti sulle cause. Per fortuna è stato evitato il coinvolgimento dell'abitazione vicina.